Bella a tutti amici, sono Gianmarco Oliviero e oggi farò vedere una base per il Municipio 7. Eccola. È una base farming, perché così, vedete, ho 901 trofei, diminuiscono i trofei e mi tengo le risorse che rimangono qui nelle mie mani. Vedete? Allora, io adesso ho appena migliorato il Municipio al 7, quindi ho ancora i cannoni al 2, questo torre al 4 e il mortaio all'1. Però le mura, queste cose ce l'ho. Allora, iniziamo. E per me è la base migliore perché da qualunque parte ti attaccano sei protetto. Se ti attaccano con le mongolfiere, da questa parte c'è la difesa aerea che protegge tutto questo. Torre dell'arciere? E la torre dell'arciere. E anche la torre dello stregone. Da qui uguale, che è lo stesso. Anche il cannone. No, il cannone non può. Ma ho detto per le... E per le mongolfiere o per le altre truppe volanti, torre dello stregone, difesa aerea e i torri dell'arciere. Poi dopo adesso io devo potenziare delle mura perché ho ancora alcune mura al 4 e vorrei potenziare tutto al 5. Alcuni al 6 e alcuni al 7. Ma poche al 6. E Ecco. uno al 7. Quindi per oggi è tutto. Se volete ricopiare il villaggio, vi lascio 5 secondi di tempo per mettere in pausa il video. Mettetelo in pausa se volete ricopiarlo e mettete Mi piace. un bel pollicione in su per questo villaggio, e iscrivetevi, mi raccomando, al nostro canale che si chiama Gianmarco Oliviero. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Andate su YouTube. Vabbè, siete già su YouTube. Ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti amici e ciao.